Un brivido, Luca Tilocca è al telefono, abbiamo chi si è occupato degli arrangiamenti di questo pezzo, cioè Massimo Satta, che saluto con grande piacere. Buongiorno Massimo. Buongiorno Massimo, ben trovato. Buongiorno a voi. Ciao Massimo. Sempre in giro, Ciao Luca, ciao. Lì al chat di Mogol, dove è il chitarrista praticamente di Mogol e l'arrangiatore per eccellenza di Mogol, impegnato in ogni dove quest'uomo, ma hai trovato il tempo anche per arrangiare il pezzo di Luca. Voglio capire come vi siete incontrati e tu che sei sicuramente una persona che di musicisti ne ha frequentati e di cantanti e cantautori altrettanto, cosa ne pensi? Beh, cosa ne penso? Luca innanzitutto è un allievo del CET, quindi prima di tutto ci siamo conosciuti tramite questa realtà, dopodiché l'ho fatto entrare in contatto con i due autori, Carmelo Piraino e Giorgio Sprovieri, e niente, poi è nato questo progetto, stiamo collaborando, niente, penso che Luca abbia delle enormi capacità e quindi niente, mi auguro che realizzi il suo sogno. Mi piace l'idea appunto che grandi professionisti come Massimo Satta, e in Sardegna ne abbiamo tantissimi anche di professionisti nella musica, ma lui soprattutto che è proprio un insegnante del CET e sta a fianco al re del cantautorato o comunque dei testi, e quindi autoralmente parlando italiano, Mogol possa in qualche modo trovare anche questi spunti per riuscire a collegare ciò che arriva anche dalla sua terra. Questo è molto molto bello, no? Molto molto bello. Cerco sempre di fare qualcosa, speriamo bene prima o poi. Senti Massimo, credo che lo spunto sia arrivato come sempre partendo dalla direi frase più importante che ormai avrai stampata nella testa, che è: mi raccomando, fai le cose semplici, anche quando incontri le cose semplici. Ma è comunque una grande verità quella, no? Sì, è la sua verità. È la sua verità che traspare in tutti i testi, nella sua vita, ecco. È quello che tra l'altro insegna a tutti quanti. Ecco. La storia gli ha dato ragione, Massimo, la storia gli ha dato ragione. Poi la storia gli ha dato ragione anche grazie al fatto che c'era uno come Lucio Battisti, ma non solo lui. Si sono trovati, poi Mogol ha scritto per tutto il mondo. Anche per Celentano. È un mito e rimane tale, ed è sicuramente per Massimo fonte di grande ispirazione, credo, day by day. So che sei in procinto di prendere un aereo per tornare in questa tua bella terra per il giorno di Sant'Efisio, o comunque per questo weekend. Tra 20 minuti ho l'imbarco. Bene, allora ti ringraziamo ancora di più. Non siamo qui, caro amico. Sto arrivando. Ciao Massimo. Abbiamo 10 minuti buoni per chiacchierare ancora con Luca Tilocca. In mezzo dovremmo anche recuperare strada facendo gli amici di Trebi Meteo per avere un po' di informazioni sul meteo, visto che parlavamo di 38 gradi addirittura nella settimana che sta per arrivare. Questo anticiclone africano arriva con l'aria calda. Ci sono ovviamente i pro e i contro del fare il cantautore o di pensare che la musica possa diventare il proprio mestiere. È ancora lontano questo traguardo, cioè quello del vivere di musica per te? Allora, innanzitutto io la musica la faccio perché mi fa vivere bene con me stesso, è una buona medicina anche per il brutto periodo che stiamo attraversando tutti, perché sappiamo... È un fatto spirituale per te. Sì, la musica fa bene. La sua verissimo, la musica fa bene, la musica va bene. Scusa Luca, regia, amici della regia, perdonateci, stava parlando Luca e ci siamo noi che siamo belli, ma mica tanto, grazie. Non fa niente, no? No, è che... No, stavo dicendo appunto che la musica è un qualcosa che ti fa star bene, bisogna farla secondo me in modo molto genuino, farla senza mettersi dei pallini in testa, perché chi rincorre secondo me il successo si ammala e non fa niente. Se capita, se no ha fatto si ha costruito una sua piccola casetta di musica. No, ma questa è una cosa meravigliosa e forse è il modo migliore per affrontare anche le sfide o comunque le passioni e in qualche maniera portarle avanti parallelamente. Poi il cantautorato è molto difficile perché è musica di nicchia. Certo. Sì. Ma tu Mogol l'hai conosciuto? Sì, io sono stato molto bene al CET. Luca, devi fare le cose semplici, mi raccomando. Luca, mi raccomando. Guarda che io col Battisti abbiamo fatto le cose semplici. No, lui voleva giocare a pallone, però io sono negato a giocare a pallone. Per me il pallone
pallone quadrato. 78 anni Mogol ed è di una vitale pazzesco, cioè proprio vabbè, è un eterno giovane, Poi molto una persona molto affettuosa, stava molto con noi. Mi hanno detto, vero? Secondo me è un'esperienza che molte persone dovrebbero fare. Pensa che lui non sa neanche quanti soldi ha in banca, cioè ne ha talmente tanti, sono trilioni, dobloni, perché tutto quello che è il diritto d'autore arriva a lui, a Celentano e a Morandi. Lui prima di fare il CET ha fatto il campo sportivo, perché lui è un partito di calcio. Sì, lo so. Ma dico, tutte le sue fortune le ha sempre girate a favore anche dei giovani, dei ragazzi. Certo. Gli fa onore. E come no, è certo. Lui e Caterina Caselli secondo me sono i più grandi talent scout che esistono. Sì, beh, certo. Caterina fa le produzioni e lui... Sì. Ma adesso si concede ai giovani lui ormai. Ma visto che prima nel video vedevamo le zone appunto dove avete girato, tu dicevi ci sono tante belle zone in Sardegna per fare i videoclip, dove eravate? A Monteleone Roccadoria, nella cava, ex cava, dove fanno anche delle arrampicate, penso a un periodo di maggio-giugno, andate a vederlo perché è una cosa molto, molto bella da vedere. Poi l'ho girato a Sassari, non c'è bisogno di andare a New York, cioè Sassari è una città a misura d'uomo. La conosciamo molto bene. Cagliari mi ricorda invece molto Barcellona, molto bella Cagliari. Barcellona è un'altra cosa. Però c'ha un'idea. Comunque la parte vecchia di Sassari è meravigliosa. Andiamo a spenderci la clip che abbiamo preparato legata al tour e quindi quest'anno un nuovo spettacolo dove ci saranno anche degli inediti che ti vedrà protagonista. Vediamo. Bene, vediamo. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi trova scontato, chi come ha trovato, ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore che aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. La 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 la. No signora no, mi piace. No signora no, mi piace. No signora no, mi piace. No signora no. E intanto dimentico tutto, dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola. Non vedi che cosa rifletti? Sopra un mare di specchi si vola. Non tutti sanno che le stelle brillano per tutti, ma non brillano per me, perché anche il cielo l'ha capito subito. Ma moiana pro cantano sanno maltrattata. Buccia la catula, meglio palti sei preso, non ti chiudo io con lo suaruglia che sul cini lo chiamano, ma la carta un monte mo che si legalti. Se ci sarai domani, se ci saranno le mani, ti chiamerò, vogliamo vivere per sempre, recuperiamo il lungo che c'è passato accanto, io e te, andando fino in fondo. Bene, allora complimenti ancora a Luca, tra poco chiudiamo ovviamente e andremo anche a ricordare dove parte questo tour la il 23 maggio alla De Sardi. Va bene, adesso salutando Luca Tilocca, c'è un appuntamento bello che è appunto Voci di Maggio,
Il 30 maggio a Cabras. Il 30, scusami, a Cabras è 2 giorni. Il 23 invece alla Dessar della festa patronale. L'hai appena detto, ma è solo un giorno Voci di Maggio? 30 e 31 o solo il 30? Il 30 è la parte musicale, il 31 sarà dedicata alla moda. 30-31 comunque mi ricordavo. E alle maschere. Complimenti, grazie a Luca. Grazie a voi, grazie per la carriera. A trovarci.